Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Benvenuti a questo nuovo webinar che ho organizzato con lo studio legale Ghedini Longo in collaborazione con la sua associazione senza fini di lucro Justitia Omnibus. Questa sera parliamo di virus e Covid-19, le dinamiche della sua trasmissione e ciò che Vo, paese in provincia di Padova, ci ha insegnato. Qui con noi abbiamo il direttore dell'Istituto di Medicina Molecolare, nonché professore ordinario di microbiologia dell'Università di Padova, l'uomo che ha risollevato il Veneto. Qui con noi abbiamo il professor Andrea Crisanti. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a lei. Grazie Buonasera. per venire. Grazie a lei di essere venuto e di essere qua con noi. Professore, io direi che visti i suoi innumerevoli impegni andrei diretto alle domande che inevitabilmente sono molte. Allora, ci racconti in breve la sua esperienza, ciò che è avvenuto in questi giorni dall'inizio del Covid-19 ad oggi. Guardi, tutto quanto inizia con direi inizia il 10 gennaio, quando viene pubblicato la prima sequenza del virus in Cina. Ora, grazie ai miei rapporti che ho tuttora anche di collaborazione scientifica con i colleghi di Imperial College, avevano pubblicato proprio pochi giorni dopo un'analisi epidemiologica che prevedeva appunto la diffusione dell'epidemia a tutto il mondo. E quindi a quel punto ho fatto due chiacchiere con loro, mi sono un po' allertato, sono tornato qui a Padova e ho messo a punto il saggio per fare la diagnosi. Facilitato anche il fatto che il laboratorio di Padova è da anni un centro di riferimento per malattie emergenti e la malattia emergente è una malattia della quale si sa poco. Sì. Non c'è una terapia, non c'è un vaccino. E quindi qui a Padova avevamo un nucleo di persone, anche di macchinari, che ci permetteva in qualche modo di sviluppare dei test da noi. E quindi praticamente abbiamo progettato il test diagnostico, abbiamo chiesto a delle ditte di sintetizzarci quelle che si chiamano le sonde di acidi nucleici, che permettono appunto di individuare il materiale genetico del virus. E quindi, guardi, noi avevamo praticamente il test pronto a fine gennaio. I primi di febbraio abbiamo iniziato a testare degli Perfettamente studenti. organizzati in anticipo, quindi. Sì. Sì, i primi, guardi, il 3 febbraio abbiamo pubblicato sul sito dell'Università di Padova, insieme al rettore, un avviso che invitava tutti coloro che ritornavano dalla Cina, in modo particolare era rivolto al personale docente e agli studenti, di telefonare a questo numero, a un numero verde, che avremmo organizzato un appuntamento per fare il tampone e verificare se in qualche modo fossero positivi. Dopodiché ci ha anche contattato la comunità cinese, perché volevano sottoporsi anche loro in massa a questo test, perché erano preoccupati. La comunità cinese in Italia, dice ovviamente, o Padova. Esatto, di Padova. Dopodiché un giornale ha pubblicato questa notizia e noi abbiamo ricevuto una comunicazione dalla Sanità del Veneto che ci intimava di fermarci, perché non era previsto dalle linee guida, perché le linee guida prevedevano che soltanto persone che avevano una sintomatologia compatibile con Covid e che erano tornate dalla Cina fossero eligibili al test. E quindi praticamente ci hanno detto, ma guarda, e quindi praticamente ci siamo fermati. Sì. Dopodiché la notte del 22 è morto il paziente a Schiavonia, il signor Trevisan, a cui è stata fatta Mi la ricordo diagnosi. molto bene Sì, la l'inizio diagnosi proprio, per tutte le persone comuni, diciamo. di Covid-19 dopo morte. Praticamente il tampone gli è stato fatto dopo che è morto, perché lui era stato ricoverato a Schiavonia per 10 giorni con questa polmonite interstiziale. Dopo, il giorno prima, era arrivata la notizia del paziente di Cotogno, e quindi praticamente il personale di Schiavonia gli ha fatto il tampone post mortem, il quale è risultato poi positivo. Abbiamo Positivo. potuto fare, perché noi avevamo già organizzato tutta quanta la capacità di fare diagnosi. A quel punto la Regione Veneto ha ordinato che fosse chiuso l'ospedale di Schiavonia e la piccola comunità di Po, e allo stesso tempo disposto che tutti quanti facessero il test
Ecco, in questo modo hanno creato una situazione epidemiologica unica, perché non è mai accaduto che all'inizio proprio di questa epidemia un'intera comunità fosse isolata e sottoposta al test tutti quanti insieme. E quindi questo ha permesso di identificare immediatamente tutte le persone che erano positive al test. E qui siamo subentrati noi e che abbiamo praticamente incominciato a fare telefonate a tutte le persone positive per capire se avessero sintomi e che tipo di relazioni avevano l'uno con l'altro, cioè fare proprio un contact tracing proprio su scala globale, senza Chiaro. lasciare nessuna, come direbbero gli inglesi, pietra che non fosse stata in qualche modo ribaltata. E questo ci ha permesso di verificare che il 40% delle persone erano asintomatiche, cioè non avevano praticamente nessun sintomo, erano totalmente inconsapevoli di essere infetti. Certo, ma positive e quindi contagiose. Dunque la contagiosità, guardi, è molto difficile desumere la contagiosità, perché la contagiosità si misura con la capacità di trasmettere infezione a un altro individuo. L'unica cosa che si può fare è una misura indiretta, cioè il numero, valutare la carica virale, cioè Certo. quanto virus ospitava questa persona. E il paragone tra le persone sintomatiche e asintomatiche non ha messo in evidenza nessuna differenza, cioè le persone sintomatiche avevano la stessa carica virale di quelle asintomatiche, quindi potenzialmente in grado di infettare. A questo punto abbiamo chiesto all'autorità regionale del Veneto di fare un secondo campionamento per capire l'impatto delle misure di restrizione e allo stesso tempo verificare se gli asintomatici effettivamente trasmettevano. E qui devo fare una precisazione, perché dopo aver individuato tutte le persone positive, non è che è stato imposto alla municipalità di Vo un totale lockdown, state tutti a casa. Questo è importante perché fa capire poi anche l'impatto economico che determinate misure possono avere o meno sul controllo dell'infezione. Quello che è accaduto, avendo testato tutti quanti, è stato possibile mettere a casa solo quelli che erano positivi e tenerli in isolamento con le Chiaro. famiglie. Tutte le altre persone erano in grado di muoversi. Liberamente. Liberamente, questa è una differenza fondamentale con il lockdown che c'è stato dopo in tutta l'Italia. In tutta Va bene? Italia, sì, sì, molto differente. È molto differente. Dopodiché noi sul secondo campionamento noi abbiamo trovato 8 nuovi casi, cioè persone che prima erano negative e che nel frattempo erano diventate positive. Però a questo punto, siccome tutti gli infetti stavano a casa e quindi le persone non potevano andarli a incontrare, abbiamo scoperto che questi nuovi 8 positivi erano tutti quanti parenti o conviventi di persone che erano praticamente infettate. Non solo, abbiamo dovuto dimostrare senza ombra di dubbio che alcuni di questi nuovi positivi erano conviventi o contatti di persone totalmente asintomatiche ma positive. Quindi gli asintomatici non solo sono positivi al virus, hanno la stessa carica virale, ma attraverso il contact tracing è possibile dimostrare che effettivamente erano in grado di trasmettere l'infezione. Sì. Con un RO molto A, elevato, in pratica. allora, a questo punto è chiaro che noi abbiamo proposto alla Regione Veneto il 17 febbraio un documento che ribaltava completamente le misure di contenimento dell'epidemia rispetto a quelle che erano le direttive sia dell'OMS che del Ministero, perché a questo punto abbiamo proposto che il tampone non fosse più utilizzato solo come strumento di diagnosi, ma anche per implementare quelle che noi chiamiamo misure di sorveglianza attiva, cioè andarci a cercare la persona che ha infettato il nostro malato e questa persona andava ricercata tra i parenti, gli amici, i vicini di casa e i colleghi di lavoro. Quindi Certo. questa direttiva è stata poi, questo progetto poi è stato recepito dalla direttiva sempre dello stesso giorno del 17 marzo e noi qui stiamo praticamente avanti a tutti perché noi Sì. il 17 marzo la Regione Veneto ha completamente rivoluzionato il modo di affrontare l'epidemia. La stessa direttiva prevedeva poi di fare investimenti importanti e di creare dei laboratori praticamente in tutte le aziende sanitarie del Veneto, cosa che poi è stata puntualmente fatta, nel senso che la Regione ha fatto dei grossi investimenti per aumentare la capacità di tutte le aziende. Quindi noi siamo passati
da una capacità di fare, penso in tutto il Veneto, 2.000-2.500 tamponi, la maggior parte dei quali fatti a Padova, a circa 12-13.000 tamponi Siete al stati molto giorno. bravi, e anche molto veloci, anche perché è inusuale per il nostro paese reagire e riuscire a forzare anche la macchina burocratica in cui viviamo, perché non è scontato. Non è Sì, scontato. sì, la ringrazio. Ecco, poi ci ha permesso anche i dati di VO di validare dei modelli matematici, sa, perché i modelli matematici sono basati su delle ipotesi. Sì, È molto difficile trovarsi in una situazione in cui si hanno i dati per verificare che i modelli matematici sono giusti. E sì. in genere, essendo l'epidemia un processo dinamico, non basta avere i dati per una singola determinazione, bisogna avere i dati per più determinazioni. Quindi noi avendo praticamente fatto questa analisi a due tempi diversi, avevamo l'opportunità unica di vedere come diversi modelli matematici intercettavano le osservazioni sperimentali. Certo. E questo ci ha permesso quindi di calcolare qual è effettivamente l'R0, cioè la capacità riproduttiva del virus, di capire qual è stato l'impatto delle misure di isolamento. E in poche parole, l'R0 era di circa 2,6 e con Altissimo, le fra misure, l'altro. sì, è molto elevato, ma guardi che comunque è in linea anche con dati che vengono dalla Cina e dall'America, sono tutti concordi che l'R0 al punto iniziale il virus ha un R0 che varia che poi adesso si chiama, vabbè, non vorrei entrare nei dettagli matematici tra R0 e RT, comunque diciamo, per semplicità, la capacità riproduttiva del virus oscilla dal 2,6 al 3. Comunque, questa è una cosa Altissimo, importante, veramente molto. perché a Bo, e qui lo vorrei ancora una volta ribadire, il 21 febbraio c'era il 3% della popolazione che era infetta. Ora, se la capacità di riproduzione del virus è di 5 giorni, cioè ci si mette 5 giorni prima che una persona infetta trasmetta l'infezione a un'altra persona e questa sviluppi i sintomi o sia in grado di infettare altri, allora se noi ipotizziamo che la finestra di replicazione è di 5 giorni e che l'R0 è di circa 3, che cosa significa? Che se noi abbiamo il 3% della popolazione, dopo 5 giorni questo 3% è diventato un 9%, dopo altri 5 giorni è diventato il 27% e poi arriva al 75%, velocemente intorno al Sì, sì, 70%. in un Ora, attimo, cioè quasi in un tutti attimo, praticamente, tre quarti della popolazione. praticamente quello che è accaduto in Lombardia, Lombardia, perché il Bergamo, Veneto e la Lombardia, sì, sì. Lombardia sono partiti più o meno con lo stesso numero di casi. Il Veneto era leggermente inferiore, ma non dimentichiamoci che in Lombardia non è stato fatto nulla per contenere la diffusione del virus nei primi giorni. Ora, se noi assumiamo che a Codogno o in altre parti della Lombardia la percentuale di persone infette era più o meno uguale, intorno al 3%, non c'è da stupirsi se dopo 15 giorni è successo quel disastro che è Sì, successo. sì, sì, ingovernabile. Sì, sì, sì. È totalmente ingovernabile, perché questo significa che già a metà febbraio, intorno ai focolai, c'era una percentuale di persone infette elevatissima. Ma E si questo sarebbe riuscito, comunque, secondo lei, a riutilizzare il meccanismo di Vo in Lombardia? Perché è un po' ma guardi, diversi piani, un po'. Ma guardi, allora, sicuramente è stato un caso unico e, diciamo è stato creato anche accidentalmente, perché non c'era nessuna ragione perché venisse fatto il test a tutti quanti. È stato fatto con una reazione quasi di panico, di paura, dice vabbè facciamo un test a tutti quanti, perché Certo. facendo in questo modo, facendo il test a tutti quanti e bloccando il villaggio avevano creato questa situazione di studio fantastica che poi ha permesso, facendo il secondo campionamento, di eliminare tutti i casi. Infatti a Vo non c'è stato più nessun caso per tutto il resto della trasmissione epidemica. Per 3 mesi non c'è avuto nessun caso. Ora lei mi chiede, Sì. era possibile Incredibile, ripetere incredibile. questa cosa? Allora, Un'area eh, felice da primo focolaio. allora diciamo il 3, dunque il 27, quando c'erano i dati di Vo disponibili su tutti, che era il 3%, forse a quel punto si sarebbe potuto fare qualcosa, nel senso si sarebbe potuto
continuare le zone rosse certo. e tentare di fare il test a tutti, però non avevamo la capacità di farlo fondamentalmente, perché erano comunità molto più vaste e quindi non c'era, diciamo, se anche avessimo voluto non avremmo avuto la capacità di farlo. Ecco, Chiaro. dico, Ma senta, il però adesso ce tasso... l'abbiamo la capacità di farlo. Come? Adesso ce l'abbiamo. Eh Faccio un sì, adesso esempio. sì, siete molto più organizzati, infatti. Ma Nel il senso, tasso R0 di oggi? l'RT di oggi, guardi, ma tutti gli indicatori suggeriscono che sia molto basso, sia decisamente inferiore a 1, quindi se è inferiore a 1 significa che via via i casi vanno scemando, quindi siamo in una situazione sicuramente molto favorevole, Sì. dovuta a diversi fattori, tra cui l'effetto del lockdown, del distanziamento sociale, dell'uso delle Funzionato. mascherine e poi anche la temperatura, perché il virus sembra essere suscettibile a condizioni climatiche. E in questo Sì. momento in Italia esistono condizioni climatiche estremamente sfavorevoli per il virus. Chiarissimo. Senta, una curiosità. Allora, si sono capiti quali sono i risvolti perché si ammala ad oggi? Cioè, nel senso, si sente dire ultimamente che il virus sia un po' meno aggressivo. Quindi, ora che ci sono più respiratori, dato che siamo usciti dall'emergenza, che gli ospedali sono meno sotto stress, diciamo, se una persona, anche con patologie pregresse, si ammala, ha ancora lo stesso rischio, il tasso di mortalità o è minore? E anche, per esempio, i bambini, gli anziani o anche, per assurdo, gli individui sani, che prognosi abbiamo a questo punto, visto la situazione del virus? Ci fa una panoramica Mi ha fatto molte della situazione? domande. Comunque, iniziamo dalla situazione attuale. Al momento rileviamo persone che si infettano, che sono infette e che hanno una carica virale molto bassa. Questo sicuramente è un dato positivo e significa che queste persone sono in grado di controllare in qualche modo l'infezione e non sviluppano una malattia grave. Ora, a questo punto c'è da chiedersi perché sono diverse da quelle che abbiamo visto mesi fa, no? Questa è la prima domanda da porre. Esatto, Allora, esatto. ci sono due possibilità. Primo, il virus si è attenuato, o la seconda, abbiamo una carica virale più bassa. Ora, non abbiamo nessuna possibilità per dimostrare che il virus è attenuato, purtroppo, perché non abbiamo modelli sperimentali animali e quindi non possiamo... Ma attenuato in questo periodo estivo e poi si esacerberà in inverno o attenuato in generale? Questa attenuata ma alcuni dicono attenuata in generale, io non penso che abbiamo i dati per poterlo Chiaro. dimostrare. La ragione più plausibile è che invece, grazie al distanziamento sociale, all'uso delle mascherine e al fatto che esistono condizioni climatiche sfavorevoli, se si infetta qualcuno si infetta con una carica virale molto bassa e quindi il sistema immunitario ha il tempo per controllare. È in grado di respingere o di controllare. Sì. È la spiegazione più plausibile. Poi lei mi diceva dei bambini. I bambini anche qui abbiamo imparato da poco, e anche questa è una situazione unica perché non erano mai stati studiati così tanti bambini in una comunità. Poi ci sono circa 500 individui di età pediatrica, cioè che vanno dall'1 ai 18-17 anni, e negli individui che sono da 1 a 10 anni non abbiamo visto un singolo caso di positività al tampone, nonostante Avevo letto. un gruppo di questi bambini conviveva con famiglie in cui numerosi membri erano infetti e erano in grado di infettare, quindi sicuramente i bambini sono molto molto più resistenti degli adulti e si infettano di meno. E se si infettano di meno, a maggior ragione, se noi affermiamo che le persone infette con carica virale bassa non trasmettono, sicuramente non trasmettono i bambini in cui non è possibile evidenziare nessuna carica virale. Certo. Volendo Per analogia. per analogia arrivare a delle conclusioni sulle infettività dei bambini e sulla capacità dei bambini di trasmettere. Quindi se è vero, come è vero che probabilmente le persone che si infettano e hanno bassa carica virale trasmettono poco, sicuramente i bambini non trasmettono nulla.
a questo punto, sicuramente, o perlomeno trasmettono molto meno degli adulti. Poi le previsioni, mi ha chiesto di fare previsioni, guardi, chi fa Sì, previsioni in no, genere... anche gli individui sani, se sì. si ammala qualcuno, un individuo sano, la domanda è, ad Ah, oggi ci sono degli strumenti ma guardi, sufficienti, o il fattore stesso che gli ospedali non siano sotto stress, questo riusciamo a aiutare le sicuramente... persone? Allora, premetto che abbiamo fatto pochi progressi nella terapia, a parte Ecco. il plasma, Mm. che sicuramente può avere un Quindi effetto no nelle nuovi situazioni. farmaci, no, gli antinfiammatori non sono risolutivi, solo il plasma sembrerebbe essere la strada attualmente più percorribile. Percorribile, sicuramente è quello che ha dato i risultati più interessanti. Detto questo, sicuramente non essendo il sistema sanitario sotto stress, è chiaro che può offrire delle cure a molte più, alle persone che effettivamente stanno male. Faccio un esempio, ci sono state in situazioni in Lombardia che ammettevano alle terapie intensive soltanto persone che avevano meno di 70 o 75 anni, perché i posti in terapia intensiva erano tutti quanti Finiti. occupati. E quindi Certo. chiaramente la mortalità aumentava moltissimo perché queste persone non potevano essere trattate adeguatamente. È chiaro che adesso questo non succede più, quindi sicuramente il numero dei casi da trattare ha un impatto anche sulla mortalità, perché più persone hanno accesso a terapie nelle unità di terapia intensiva, no? Quindi Sì, mentre prima erano tutte saturate e quindi chiaramente la mortalità era anche influenzata dalla capacità di risposta del sistema sanitario che era saturata. certo. Sicuramente adesso non è saturata, permette di offrire Un cure, servizio maggiore. un servizio maggiore, certo, a più persone fondamentalmente. Sì, questo sicuramente è una situazione anche favorevole da questo punto di vista. Quindi faccio l'esempio, una persona di 80 anni che si ammala adesso ha sicuramente molte più probabilità di guarire di quante non ne avesse quando tutte le terapie intensive erano piene di persone che avevano 65 anni o 70 anni. Sì. Questa è nella speranza che gli ospedali non tornino sotto stress, perché lei invece ritiene che se la direzione, i comportamenti che noi stiamo assumendo ad oggi, visto che le persone cominciano a abbassare la guardia, diciamo, c'è un rischio che ci sia una recrudescenza. Questo lei lo No, guardi, io quello che ipotizza? dico, guardi, io non penso che passeremo più o meno indenni il periodo estivo per le ragioni che le ho detto. Il problema non è il periodo estivo, il problema è il periodo autunnale e invernale, perché noi siamo ancora in una situazione di pandemia. Sì, è Allora, se evidente. siamo ancora in una situazione di pandemia e noi dalla Cina abbiamo importato il disastro che abbiamo importato, se la situazione non è cambiata, è chiaro che in autunno e inverno stiamo nella stessa situazione di rischio. Allora, il problema da porsi non è eh, se questo rischio esiste, il problema è se siamo in grado di mitigarlo, no? Sì. Qualora si manifestasse. Beh, guardi quello che è successo in Germania, in poco tempo hanno avuto 1500-2000 casi, 1500, sì. In un attimo. in un attimo, sono stati costretti a implementare un lockdown di 400.000 persone. Sì. Allora, è chiaro che noi dobbiamo essere pronti a fare cose di questo tipo. Non ho chiarissimo. Ma senta, ma qual è il meccanismo ad oggi più rischioso? Sono gli assembramenti dovuti a convivialità, gli aperitivi, la ristorazione. Se noi, in ipotesi astratta, utilizzassimo tutte le mascherine e stessimo un po' più attenti in zona settembre, ottobre, novembre, quindi con il ritorno del freddo, potrebbe essere sufficiente? Ma guardi, Onde evitare un lockdown nuovo, perché l'economia non potrebbe permetterselo. Capisco che ovviamente la prima è la salute, però è una curiosità. è esattamente quello che dico, che bisogna cercare di evitare di dare messaggi incoerenti. La pandemia è ancora in atto, il rischio non credo che sia cambiato il rischio dell'Italia per importare dei casi. L'unica cosa che è cambiata per noi è la capacità di reazione e quello che abbiamo imparato su come controllare questa epidemia. Sicuramente le mascherine funzionano, perché in ospedale noi abbiamo dimostrato che hanno un impatto veramente importante. Abbiamo numerosi casi di colleghi che erano positivi, erano venuti a lavorare ed erano positivi proprio perché inconsapevoli di essere positivi. Loro portavano la mascherina, gli altri colleghi portavano la mascherina e non si è infettato nessuno. Viceversa,
prima di implementare queste misure abbiamo avuto dei piccoli cluster anche noi all'ospedale di Padova che abbiamo circoscritto immediatamente, però ce li abbiamo avuti. Quindi la buona notizia è che le mascherine funzionano, anche quelle chirurgiche, non c'è nemmeno bisogno di andare con le FFP2. Le mascherine chirurgiche funzionano. Le condizioni migliori che favoriscono la trasmissione del virus sono fondamentalmente 3. Temperature basse, umidità relativa elevata e contatto ravvicinato tra le persone. In Veneto siamo condannati. Se noi riproduciamo queste situazioni, è chiaro che diamo una mano al virus. Certo. No, ma gliel'ho chiesto perché volevo che gli amici a casa capissero l'importanza di questi presidi medici, che non sono fantasie, ma in realtà, per carità, abbiamo un momento fortunato perché l'estate ci accompagna e ci aiuta, ma inevitabilmente con l'aumento poi, con l'abbassamento delle temperature, vivendo poi in zone umidi come quelle venete, sicuramente potrebbe esserci una recrudescenza, per cui le mascherine rimarranno comunque nostre fedeli compagne purtroppo per un altro periodo. Anche perché lei mi sta dicendo essenzialmente che non ci sono, io ripeto anche questa domanda perché vorrei essere sicuro, non ci sono nuovi farmaci e non ci sono dei servizi sanitari oltre quelli già conosciuti attualmente, che ci possano aiutare essenzialmente oltre il plasma. Ci può un po' spiegare anche come funziona questo plasma e quante persone possono essere curate attraverso il plasma? In pratica, un soggetto che dona il suo plasma, quante persone può aiutare? E le aiuta sicuramente al 100%? Come funziona il plasma? Allora, ribadisco il concetto che non ci sono terapie risolutive. Va bene? Quindi, bisogna stare attenti, purtroppo. Alcune persone, in modo particolare le persone convalescenti di casi gravi, hanno elevati livelli di anticorpi e alcuni di questi anticorpi hanno la capacità di bloccare l'entrata del virus nelle cellule. Va bene? Quindi non tutte le persone guarite hanno nel plasma anticorpi che hanno questa capacità curativa. Quindi in genere la percentuale di persone che producono anticorpi che hanno queste caratteristiche è intorno al 20%, quindi ecco, non ce ne sta tantissimo. Chiarissimo. Poi c'è anche da dire che la terapia del plasma è stata fatta in maniera importante soltanto verso la fine dell'epidemia e quindi non c'erano abbastanza casi per fare quello che si chiama uno studio caso controllo, cioè prendere un gruppo di persone a cui dà il plasma e un altro gruppo di persone a cui dai un plasma che invece non è di persone convalescente Covid. Quindi l'effetto specifico non è stato quantificato molto bene. L'unica cosa che sappiamo è che in alcuni casi di persone che stavano gravi, una volta che è stato dato il plasma, sono migliorate. Certo. Ora, queste sono, chiamiamole così, sono osservazioni che non hanno la cosiddetta prova sperimentale, ma hanno soltanto la cosiddetta prova osservazionale, cioè praticamente nessuno ci dice che quelle persone magari sarebbero guarite ugualmente. Ecco. Certo. Perché non abbiamo esattamente, abbiamo fatto uno studio caso controllo, cioè chiaro. Il plasma di persone convalescenti e un altro gruppo di persone plasma di persone non convalescenti. Questa era la cosa da fare. Sì. Non è stato fatto perché chiaramente sotto la spinta dell'emergenza si è preferito utilizzare questo plasma per scopo compassionevole e quindi chiaramente sono state in qualche modo saltate alcune delle procedure che vengono utilizzate per validare l'effetto terapeutico in una sostanza. Cioè, guardi, da nessuna parte al mondo, in condizioni normali, si prende un farmaco, lo si dà a delle persone che hanno una malattia senza verificare se un altro gruppo di persone, dando una cosa diversa o non dando placebo, hanno un decorso diverso. Sì. Diciamo, sotto la spinta dell'emergenza si è saltato tutto. Ed è chiaro che purtroppo i dati non hanno quella qualità per poter dire, guardi, il plasma fa effetto nel 90% dei casi, oppure fa effetto nell'80% dei casi, oppure le persone che più beneficiano del plasma sono di questa età, in questo stadio della
malattia, che di fatto poi potrebbe rispondere alla domanda che mi ha fatto, no? Cioè chi si beneficia del plasma, quante persone guariscono col plasma. Ecco, la risposta esatta non ce l'abbiamo, perché non abbiamo purtroppo dati puliti che ci permettano di... Ecco, io mi guardi, in questa pandemia ha suscitato un grande interesse nel pubblico nella scienza, Certo. però la vedono come, la scienza magari viene vista come una cosa quasi astratta, romantica. Purtroppo la scienza è misura. Se non si misura non c'è scienza. Chiarissimo. Chiarissimo. Ma si può sintetizzare il plasma in qualche modo? Guardi, dunque, allora, il principio attivo nel plasma sono gli anticorpi. Quindi gli anticorpi si possono modificare. Monoclonali, cose del genere? Gli anticorpi si possono modificare, quindi sicuramente tutte le persone che magari hanno avuto una ferita oppure sono andate al pronto soccorso e sono fatti male hanno ricevuto 2 iniezioni, una nel vaccino e una erano le immunoglobuline. Le immunoglobuline sono il principio attivo che sta nel plasma, va bene? Queste erano dirette contro il tetano, va bene? Contro la tossina del tetano. Quindi teoricamente da questo plasma si possono purificare gli anticorpi diretti contro il virus e quindi somministrarli. E questo c'è un grande vantaggio, perché gli anticorpi di nuovo possono essere quantificati, gli si può dare un numero, un peso, una quantità e quindi si può stabilire che diverse persone hanno preso la stessa quantità e quindi stabilire qual è la dose efficace. Ecco, questo è un grande vantaggio, cosa che per plasma non si può fare, per esempio. Poi, ulteriore passo è che esiste la possibilità di produrre queste immunoglobuline in laboratorio. E lei quindi faceva riferimento agli anticorpi monoclonali. Gli anticorpi monoclonali hanno rivoluzionato la terapia dei tumori e anche in alcuni casi la terapia di malattie infettive. Quindi sicuramente là dove è possibile farli Anche per le malattie autoimmuni anche, sì. Possono cambiare completamente il corso della malattia. Quindi sono un'opzione terapeutica valida che va sicuramente perseguita. Perché praticamente permettono di produrre in laboratorio in quantità illimitate il principio attivo che sta nel plasma. Ma senta, una curiosità, abbiamo capito che i farmaci purtroppo sono quello che sono, abbiamo identificato chiaramente che ci si può ancora ammalare e uno dei presidi più fondamentali è sempre il distanziamento sociale / le mascherine, con un rischio di recrudescenza in autunno. La domanda è per dare anche un po' di speranza per il futuro. Il vaccino è sempre lontano o è un po' più vicino? Che risultati sta dando la sua sperimentazione e se il virus può essere realmente contrastato attraverso un vaccino, essendo questo mutevole, perché magari il ceppo di quest'anno può essere identificato, ma il prossimo anno può essere più virulento. Quindi per noi cittadini che non conosciamo questi meccanismi è un po' oscuro come metodo, anche perché ci è sempre stato insegnato che i virus non sono poi così soggetti, o comunque il vaccino non è sufficiente, diciamo, in questo senso. Guardi, in alcuni casi sì, in alcuni casi no. Per esempio ci sono vaccini contro l'epatite, per esempio quello dell'epatite B che funziona benissimo come vaccino, per non parlare poi di quello contro il morbillo, la varicella e così via. Certo, poi ci sono vaccini che sono diretti contro virus che hanno la capacità di cambiare, come quello dell'influenza, che vanno aggiornati ogni anno. Quindi noi ogni anno rifacciamo la vaccinazione dell'influenza, non perché non abbiamo più anticorpi, ma perché gli anticorpi che abbiamo prodotti non servono a nulla contro la variante del vaccino, la variante del virus dell'influenza che si è sviluppata l'anno dopo. Chiaro. Quindi abbiamo bisogno di riaggiornarli. Ora, nel caso di questo virus ancora non sappiamo nulla. E anche qui, nella corsa al vaccino, si sono fatte tantissime, si sono prese tantissime scorciatoie, come nella terapia, no? Sì. Non si è seguito passo passo quella che è la strada per sviluppare un vaccino. E ogni volta che si prende una scorciatoia aumenta il rischio, fondamentalmente, di non arrivare alla meta. Quindi, allora, faccio un esempio. Nessun governo avrebbe mai comprato un vaccino di cui ancora non è stata completata la fase 1, cioè la sicurezza, e ancora non è stato fatto nessun esperimento di attività protettiva. È come se io andassi in un campo che è stato appena arato e comprassi le mele.
con gli alberi che devono essere ancora piantati, ecco, per fare un esempio, va bene? Chiarissimo. Quindi posso pure capire che per ragioni politiche, per ragioni di opportunità siano state opzionate queste dosi, va tutto bene, però non vorrei che poi venisse veicolato il concetto ci avremo sicuramente il vaccino a ottobre-novembre. Ma vedete risultati positivi comunque? Ma guardi, noi non siamo coinvolti nello studio del vaccino, quindi io posso soltanto commentare i risultati che sono stati resi pubblici, e sono stati resi pubblici soltanto dei risultati su un gruppo di scimmie e non erano estremamente convincenti. Chiarissimo, chiarissimo, purtroppo, chiarissimo. Senta, una ultima curiosità. Ho visto, leggendo alcuni suoi articoli sui giornali, anche perché ovviamente essendo uno degli uomini del momento, avendo fortemente aiutato il Veneto, essendo stato anche di esempio per tutta Italia, ovviamente, il suo modo di affrontare il virus, lei ha parlato anche dell'OMS e di come loro hanno affrontato e ci hanno informato. Ci può spiegare cosa ne pensa, come è stato affrontato da parte dell'OMS questa pandemia a livello mondiale? Ma guarda, io penso che questa pandemia ci ha dato modo di vedere quali sono proprio i limiti dell'OMS e proprio la necessità anche di una riforma di questa struttura che dovrebbe tutelare la salute mondiale. È una struttura che ha migliaia di impiegati che prevalentemente vivono a Ginevra, lontano dai problemi reali del mondo, finanziati prevalentemente per più del 50% da industrie private o donatori privati e sono pesantemente influenzati purtroppo dai donatori. Quindi, guardi, faccio due esempi per capire le strutture. Il primo, la cosiddetta pandemia suina, che hanno dichiarato la pandemia suina e hanno obbligato praticamente tutti gli stati del mondo a comprare centinaia di milioni di dosi di vaccini totalmente inutili. Questo è successo pochi anni fa. Mi ricordo bene. E poi il fatto assurdo, recentemente, una delle tante assurdità di questa pandemia è che Taiwan aveva chiaramente allertato l'OMS che già i primi di gennaio che esisteva trasmissione da uomo a uomo. L'OMS, sui dati della Cina invece, ha finalmente ammesso che c'era trasmissione da uomo a uomo a fine gennaio. Allora, ma perché non l'ha fatto di Taiwan? Perché Taiwan, una comunità di 20 milioni di persone, per volontà politica della Cina, non è rappresentata all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma se la sanità non può è un bene entrare la comune, politica di certo nella salute. esatto. Ma se la sanità è un bene comune, non deve essere influenzata né da scelte commerciali né da scelte politiche. Quindi, secondo me, dobbiamo ripensarlo un attimo sto OMS. Sì. Penso che sia essenziale e penso che sia sbagliata la posizione di Trump di dire che non abbiamo bisogno di un OMS. Anzi, io penso che questa pandemia evidenzia la necessità di avere un'organizzazione mondiale della sanità più snella, decentrata, vicino ai problemi delle varie situazioni. Sì, più indipendente, sono convinto. Sono convinto, adesso vedremo anche Trump come si comporterà, perché di solito fa delle grandi boutade, poi le ritira ed è un gioco politico, però in malo modo effettivamente segnala un problema che è evidente. Essenzialmente ci sono troppe influenze, troppe pressioni, troppi vincoli e troppi rapporti politici. Io penso che l'OMS dovrebbe essere finanziata pro quota uguale da tutti gli stati, senza nessuna influenza politica né da parti terze. Neanche delle case farmaceutiche. A maggior ragione neanche dalle case farmaceutiche. Infatti è evidente. Senta professore, io la ringrazio molto per aver partecipato a questo webinar. È molto piacevole parlare con lei. È stata una fortuna, anche perché sapere qual è la situazione attuale da una persona assolutamente informata, purtroppo sappiamo a questo punto qual è esattamente la situazione dei medicinali e del vaccino. Sappiamo però che abbiamo dalla nostra parte l'idea di poter usare queste mascherine, anche perché se riuscite voi medici, in luoghi che sono sicuramente con una carica virale maggiore, a maggior ragione noi singoli cittadini. Esatto, lei ha toccato esattamente il punto. Se le mascherine funzionano in ambienti ad alto rischio, figuriamoci in situazioni in cui il rischio è sicuramente più basso. Quindi è meglio usarle e ci lasciamo su questo punto.
La ringrazio molto, Grazie a voi. sono molto contento di essere stato con lei, di aver avuto questa opportunità. Spero che più avanti ci sarà qualche altra nuova occasione. Perfetto, arrivederci, buona giornata. Buona giornata. Grazie, arrivederci, buongiorno, grazie.